Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo a Monza, miglior qualifica del Cume, quinto posto, ma grazie a un problema di un monoposto siamo quarti, quindi abbiamo una grandissima chance di fare, non dico il podio, ma quasi. Va bene, questa è la strategia di gara, quindi tutto tranquillo, vedi P4, però mi sono qualificato in P5, quindi la mia qualifica è comunque da quinto posto. Però sappiamo che a Monza è una delle mie gare iper favorevoli. Andiamo raga, Gran Premio d'Italia. Vai raga, vai. Le due Ferrari prime e seconde a Monza, un sogno. Devo stare molto attenti alla macchina in questa prima chicane. Va bene così, va benissimo così, perdo una posizione su Ricciardo che è il mio rivale fatalità, ma va bene lo stesso. L'importante era tenere la macchina integra. Ci devo avere pazienza perché Monza è una gara favorevole. Devo avere molta pazienza. Ricciardo si può superare, gli altri no. Ok, benissimo, dai che ce lo superiamo Ricciardo. Dai che ce lo superiamo Ricciardo. Dai che poi la parabolica è una delle nostre curve. Ciao Daniel, ciao piccolo Daniel. Oh yes, adesso è chiaro che però tenterà di nuovo il sorpasso. Mamma mia, sono a sandwich, ma l'unica cosa che non volevo è questa. Sandwich. Grandissimo, però qua Vara come ho recuperato. Quando c'è lotta pura tra Charles e Bottas. Ripeto, Monza la dobbiamo sfruttare bene perché è una gara dove possiamo fare grandissime cose. È una gara dove ho sempre fatto i migliori risultati. Però non mi scrollo di dosso Ricciardo. Ok. Buon inizio comunque. Ci voleva. No, Ricciardo però veramente la Renault pompa, eh? Mamma mia. Sono sotto pressione ragazzi, eh? Ok, concentrazione. Che palle, perdo addirittura 2 posizioni, anzi 3, non che credo. 3 posizioni perse in una curva, che è la mia curva. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS Purtroppo non è ho ancora una disponibile. macchina velocissima, qua lo noto, mamma mia che casino. Mamma mia che casino ragazzi, iper casino. Hamilton molto indietro, forse proprio Hamilton è stato penalizzato a sto punto. Per quello sono stato, cioè mi hanno messo quarto in classifica in griglia. Ai ai ai. Hai urtato l'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di Ai non ai ai. peggiorare la situazione. Questa proprio non ci voleva. Brutto errore. No, ho sbagliato. Penso che... Vediamo quanto resisto. Sì, ciao. Penso che la dovrò cambiare l'ala, perderò un sacco di La tempo. carica della batteria è Dio bassa. Cristo. Diminuendo l'erogazione dell'ERS possiamo raccogliere più Ma energia. non mi sento... Vediamo adesso come vado, ma... Devo capire il ritmo che ho, però rompere così l'ala non ci voleva proprio.
brutto errore. Il distacco dal tuo compagno dietro Sta arrivando di te è Gigi, 1,8 secondi. sta arrivando Hamilton. Perché proprio a Monza dovevo sbagliare così, Dio santo. Avremo Hamilton dietro che sicuramente ci supererà. O Ricciardo si sta inventando la gara della vita proprio adesso. Ok. Per il momento sembra comunque tenere l'ala, L'ala sembra tenere. Però potevo evitarlo sinceramente, perché in una gara dove comunque so di andare bene non serve fare sti rischi. Avremo Sainz, anche lui veramente tanto in Formula 1, molto grintoso, alla grande, e Verstappen. Ragazzi, Gigi vuole superarmi, Ecco Gigi. Ma cosa fa Ricciardo? Ma dai, ma cosa fa Ricciardo? Con che aggressività, ragazzi, mi ha preso la posizione. Non ci siamo, raga, La macchina in gara non sta rendendo, per carità sarà anche il danno, ma non sento una macchina competitiva, Per carità, bella gara, stiamo lottando tutti, ma ragazzi, non ci credo. La tua ala anteriore è danneggiata, avrai problemi di... Cos'è Dio, successo? arriva un ritiro. Se non erro il terzo del mondiale. Proprio a Monza, in una delle gare più favorevoli. Performance della Ferrari che non ha mai esitato. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. L'esito della gara di oggi ha ridotto il distacco tra il primo posto e il resto dei piloti. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Beh, senza dubbio Lewis Hamilton. È stato veloce e determinato oggi, con una prestazione degna di lui. E passiamo... Non ho parole. Oggi è andata male, deve essere una grande illusione per te. Oggi la gara di Devon è andata molto meglio rispetto alle qualifiche. Te l'aspettavi? Silenzio stampa. Non è certo il modo migliore di concludere una... Beh, grazie lo stesso. No, stai zitta. Bisogna riflettere su questo ritiro, proprio tutto sbagliato a Monza, tutto. Dopo una qualifica così. E la stessa cosa che mi è capitata mi sembra anche un'altra parte, non mi ricordo più. Ah beh, Monte Carlo ha fatto una bella qualifica, però quella purtroppo il video è andato perso. Perdo tanto. Che cavolo di prestazione! Stai zitta, cazzo, ho fatto grandi gare, non per i coglioni, Dio Cristo, Mamma mia, handicap, vaffanculo, va. Contano. Fai più attenzione. Non possiamo permetterci Ma di gare del basta! genere. Scusate, a Singapore, bene. Singapore è una gara che non è molto favorevole per me. Ma porca troia. Sono proprio depresso, dai. Ok, previsto sereno.
Allora, cambiamo i pezzi, potete vedere i pezzi abbastanza di merda. Questo ancora forse qualcosa regge. E vai, andiamo a fare le prove libere. Facciamo vedere qua lo sviluppo, sta andando bene. Non ho i punti, se voglio fare questi qua, voglio fare 1, 2, 3, 6, 6. Questi qua, almeno così mi sistemo la resistenza per un po'. Tanto il resto mi par bene, dalla macchina c'è, la Renault è vicinissima, anche il T-Max, però devo un po' migliorare la resistenza, se no sono dolori. Vedete come sono preso, troppo male. Vabbè. Dopo queste prove libere andiamo a vedere anche lo score comediano, che ho fatto cioè, tantissimi alti e qualche basso, però è bello anche, insomma, cioè, fa parte del gioco anche ritirarsi, perché sennò se tutte le gare vanno perfette senza nessun problema diventano anche noiose, a mio modestissimo parere, però è un mio parere. Okay. Ho parlato un po' con Carl dei nuovi componenti e crediamo che siano stati integrati come previsto sulla Mi vettura. fa piacere. Adesso miglioriamo ancora la resistenza. Tanto ripeto, il progetto McLaren di stare qua, quindi lo devo fare per forza. E niente ragazzi, è andata così purtroppo, è andata così, non possiamo farci niente, sono molto deluso, perché lo sapete, insomma Monza è una gara dove prendo sempre tantissimi punti, però anche questo fa parte del game. Fa parte del gioco anche questo. Adesso dobbiamo dimostrare di essere forti in una gara dove non sempre ho fatto bei risultati, ma anche battute dal resto. Qualche test. Così anche facciamo un video un po' lungo, perché sennò capite, Dio Cristo, subito. La tua ala anteriore è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo. Non Momento difficile peggioriamo per la Veneziano, momento difficile. Madonna. Male, molto male. Non mi sono ancora ripreso, da un ritiro veramente inaspettato. Singapore è una gara molto, faticosa per me. Dopo diciamo le gare sulle cittadine pure finiscono, per fortuna, perché onestamente non ne posso più. Ok, buono. Ottimo lavoro, ci Ok. sei, ora prova. Ok, andiamo a fare anche strategia di gara. Ah, Dio mio. Senti i rumori dei motori, mamma mia. Ho la macchina veramente scassata. Vediamo com'è messa. Ma guardate i componenti che uso in libere, cioè devo sì migliorarmi, se no la resistenza il prossimo anno, per carità, non penso di vincere il mondiale al secondo anno, ma voglio fare qualche vittoria. Cioè in 3 anni vorrei vincere il titolo. Piacerebbe tanto vincerlo in 3 anni. Secondo me non è così impossibile, però. Sono un Singa Power che queste gare qua proprio non mi piacciono, raga.
quantomeno è sereno e non piove ed è positivo, perché con la pioggia a Singapore finirla è praticamente impossibile. Vedi, questi componenti faccio fatica anche a fare i test. Sicuramente non sto guidando bene, però ancora la delusione, raga, ancora la delusione per quello che è successo. Perché Monza, io penso che potevo portare a casa, cioè guidando soprattutto nella seconda parte con le medie, a mio parere potevo portare a casa anche il podio. Se tutto magari doveva filare liscissimo, magari con un ritiro davanti, per carità, però quarto, secondo me il quarto posto era super alla portata. Il terzo con un miracolo, però se arrivare ai quarti non mi sarebbe proprio dispiaciuto. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Tanto cerchiamo di fare almeno questi 2 test, faccio sempre così, in P1 faccio sempre strategia, gara e familiarizzazione. Ma di qua potrei provare anche gestione gomme, vediamo se va. Però di solito a Singapore non mi pare di completarli tutti, di solito non ce la faccio perché è una gara dove le mie prestazioni non sono mai sublimi, però non Dio Cristo, basta. All'anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Mamma mia ragazzi, che fatica però. Veramente una fatica atroce. Vale. L'auto non può sopportare altri danni del genere. Sì, lo so. C'è fatica a tenerla, chiaramente, che poi secondo me è anche per quello che dopo ha fatto il secondo errore. Aia. Devo cercare di fare questo giro bene dopo un altro con queste condizioni. Un conto avere Marilala leggermente rotta in una gara non cittadina. Non la tengo, non la tengo, non la tengo. Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mamma mia, Mantieni lo la schifo più concentrazione. totale. Uno schifus. Ma cosa mi tocca fare? Ah, andavo dritto, andavo a muro. Guarda quanto ho perso. L'unico al mondo che fa il taglio e perde. Devo sfruttare tutto il circuito se voglio fare anche questo giro. Là l'è proprio andata. Già con giallo così è difficile tenerlo. Ah, Dio Cristo. Prevedo una gara difficilissima anche qui a Singapore. Dobbiamo stringere i denti in questa seconda parte di stagione, mettere a posto il più possibile la macchina. Tanto i grandi risultati li abbiamo fatti, ricordiamo sempre che abbiamo preso un podio a Silverstone. Mi piace ricordarlo perché è stata un'impresa. È veramente un'impresa titanica. Ecco. Boom. Stai bene? Spegni il Niente, motore. del resto me lo faccio da solo perché sono abbastanza nervoso dopo quello che è successo nel Gran Premio di Monza. Quindi salutiamo tutti. Saluto ancora la macchina. Ripassiamo le prime 3 posizioni, ovvero le seguenti: Verstappen, Vettel e Sergio Perez. stai Le zitto. prove È tutto negativo, è tutto negativo.
molto difficile per Veneziano. Niente raga, un saluto del commendone veneziano. Andiamo a sviluppare questo. Poi facciamo questo e poi ci fermiamo che la resistenza può andare. Buono raga, un saluto del commendone veneziano. Mi dispiace per questo video, purtroppo è andata male, tanti problemi. Ciao!